Inverno. La stanza. Edward Voulard. 1889, olio su cartone applicato su tavola. San Pietroburgo, Hermitage. Il dipinto è firmato e datato in alto a destra, ma l'ultimo numero non è chiaramente leggibile e i critici hanno discusso a lungo se datarlo 1899 o 1893, anche se sembrano più orientati verso la prima ipotesi. In quel decennio, infatti, lo stile dell'artista rimane praticamente immutato e nella composizione non sono presenti altri elementi né esistono documenti utili per una più precisa collocazione. In ogni caso, compaiono gli elementi tipici delle sue stanze di vita quotidiana. Le ampie superfici piatte, definite da colori poco brillanti nella tonalità del grigio e dell'ocra, le piccole figure relegate in fondo alla scena, appena accennate con poche pennellate, che non rilevano nulla sulla loro espressione o sul loro atteggiamento. Un'atmosfera silenziosa e pacata, quasi immobile, del tutto priva di azione o di drammi interiori. Ringraziandovi per la visione e l'ascolto di questo video, vi invitiamo come sempre a visitare il nostro sito www.ilcappellodiirma.it. Ancora grazie e arrivederci al prossimo video.